la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno a tutti, a voi la linea. Grazie cara Sveva, amici e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna, lui è Alex Cereda e poi abbiamo un gradito ospite che invito il nostro Alex a presentare subito. Allora, oggi abbiamo come ospite il dottor Maurizio Giugno. Giugno è uno dei piloti più... È difficile racchiudere una parola alla carriera del padre, più rappresentativi, sia per i successi, sia per il lavoro all'interno dello sport automobilistico. Ha corso negli anni più belli, partendo dalla fine degli anni 50, in poi con auto straordinarie. Ricordiamo l'Alfa 2000 GT, con cui credo vinse il campionato italiano della categoria, e la famosa Alfa TZ. Diamo la parola al nostro amico Maurizio per aggiornarci, comunque per raccontarci un po' del papà. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, perfettamente, buongiorno e benvenuto. Grazie dell'invito, vi ringrazio per aver avuto questa possibilità e diciamo per questa appunto puntata dedicata gentilmente alla figura di mio padre, che all'epoca, diciamo dal punto di vista Alfa Romeo, ecco, si può dire che ha percorso un lungo tratto della sua carriera sportiva con questo marchio. Quando parlava del 1009, in realtà non il 2000 ma il 1009, con cui Alfa Romeo 1009, con cui arrivò 19esimo assoluto alla Targa Florio, è un risultato, diciamo, che da un punto di vista sportivo ha una valenza enorme, come ben capite. Cioè, tra l'altro questa macchina ho ricevuto dei contatti da una persona che probabilmente ce l'ha ancora in possesso, e mi pare che sia in Germania, una cosa di questo genere. E niente, mio padre la passione lo spinse a correre da prima appunto con delle piccole macchine, con una Fiat 600, diciamo, e per passare appunto a questa, diciamo, 1009, con cui, diciamo, si aggiudicò anche appunto questo risultato importantissimo. E poi passò alla TZ. Se vogliamo analizzare, diciamo, una delle macchine più, diciamo, mitiche per certi versi, no? TZ1 e TZ2, con cui corse anche, io ebbi anche modo di... Io ero piccolo, considerate che noi siamo due fratelli, mio fratello più grande ebbe la fortuna di seguire alcune gare, moltissime gare, diciamo, durante gli anni 60, accompagnava mio padre qualche volta, non sempre. E io andai, ma ero più piccolino, quindi considerate che io sono del 61, quindi avevo 8-9 anni, quindi però sono quei ricordi indelebili che ti restano, no, nella memoria, perché erano cose epiche, cioè era una stagione veramente di pionieri, mettiamola così. Io mi ricordo ancora oggi non c'erano le cinture di sicurezza, cioè stiamo parlando proprio degli albori dei primi dispositivi di sicurezza. Si correva con le gomme stradali, praticamente. Si correva con le gomme, no, le gomme, sì, la prima parte degli anni 60 con le gomme stradali, anche se è un po' evoluta. La seconda parte già le gomme cominciavano a dire la propria. Però considerate, la cintura di sicurezza era una cosa che non c'era. Io mi ricordo che bisogna montarla,
come si fa, come non si fa. C'è una cosa incredibile oggi, perché oggi, diciamo, chiaramente tutte le vetture hanno dispositivi di sicurezza di rango superiore, cintura a 6 punti, roll bar a gabbia. All'epoca, insomma, si rischiava la vita. Ecco, questa era una cosa importante. Cioè, chi andava a correre era un cavaliere del rischio. Oggi il rischio c'è, purtroppo, nonostante tutte le evoluzioni della sicurezza, il rischio per i piloti ancora si verifica, ma la cosa, diciamo, più triste è che spesso è il pubblico che viene a essere interessato da qualche episodio negativo. Però chiaramente i tempi sono cambiati. Il nostro ospite è un commissario nazionale della CESPORT, poi ha diversi incarichi all'interno, quindi conosce benissimo le problematiche della sicurezza. Sì, purtroppo sì, perché sono componente della commissione rally, sono componente della commissione ufficiale di gara, sono stato componente anche pilota, diciamolo. Come? È stato anche ex pilota dei rally. Ho corso anche io. La ricordo. Sì, ho fatto una stagione intera con una Abarth. È stato bellissimo, però poi per motivi più che altro di piagioneria, direi, perché a me piaceva la bella vita, magari spendere tutti i soldi per le gare, era la passione, me la sono giocata sul fatto di diventare commissario e viverla dall'altra parte, anche se a me piace guidare, mi sono divertito tanto, ho fatto rally, ho fatto salita, quindi con una macchina di rilievo all'epoca, non era una macchinetta da 2 soldi. E la TZ, oltre alla 1009 GT, io raramente ho detto 2000 GT, sì, vabbè, la classe GT con cui vinse il campionato italiano. Sì. Ricordiamo che a quei tempi correre non significava solo un costo, ma avere macchine di quel calibro significava avere una certa assistenza e una certa capacità a portarle in pista o comunque nelle salite e nelle gare. Il Giro di Sicilia era qualcosa di pericolosissimo. Il Sicilia era un'avventura all'inizio, poi la targa comunque 72 km, era una gara alla Florio, la targa Florio era una gara che all'epoca non era una gara per tutti, chiaramente, considerate che per esempio, vi faccio un esempio, no? alcuni tratti, per esempio in discesa, non c'erano i freni così potenti come quelli di ora, no? Allora si utilizzava il freno motore, per esempio a scendere da Collesano si utilizzava il freno motore spesso, no? Cioè, anziché scendere con una marcia alta, si scendeva con la terza, no? Per evitare, no, perché poi i freni non rispondevano più. C'era tutto un sistema diverso, tranne, diciamo, quelle che alla targa Florio erano presenti con le case ufficiali, Ferrari, quella di una volta, certo. Targa Florio, dico. Qual è il risultato più interessante o quello a cui lei ricorda con maggiore... Interessante, diciamo, comunque spiacevole per certi versi, è, diciamo, il secondo assoluto alla Coppa Nissena, quello, diciamo, Nemo profeta in patria, no? La gara in cui mio padre aveva tutte le carte in regola, no? Essere il favorito di casa. Purtroppo si girò in una curva che veniva chiamata la curva di Gabriele via la presenza di un famoso ristorante dell'epoca, e perse la gara dando la vittoria a Pietro Lo Piccolo, altro comunque pilota di rango dell'epoca, molto coriaceo, molto, molto bravo, attenzione, lì non se ne facevano sconti per nessuno. Era bellissimo. Poi la gara di causa era, io l'ho vissuta perché comunque siamo della stessa provincia, io ero bambino e con gli amici andavamo a vedere sia le prove che le gare. E c'era molta competizione con i piloti locali che fuori dalle corse erano amici, ma appena indossavano il casco non ce n'era per nessuno. Non ce n'era per nessuno, quello sicuramente. Cioè, ognuno aveva, e il rischio era, diciamo, comunque la capacità agonistica era elevata e quindi c'era molto agonismo. Non era per tutti
Ecco, oggi devo dire che, contrariamente a quello che avveniva all'epoca, questo è diventato uno sport più easy, no? Più accessibile. Chi vuole fare rally lo fa, magari anche se non è, diciamo, un pilota che ha il piede pesante, però Riesce ad emergere. corrono un po' tutti, no? All'epoca già avvicinarsi faceva paura, cioè nel senso che c'era un timore reverenziale, non era per tutti, no? Capisci? Quindi quello che dici tu è vero. Tornando sempre alla TZ, e purtroppo il tempo è breve e chissà che Sì, certo. mi dia più spazio, però sarebbe interessante quasi quasi dedicare un'altra puntata Addirittura. E la faremo infatti a fine Da- mese. È stata citata più volte non solo per i successi che ha avuto, e pensate che la TZ, il costo di allora di una TZ era simile a quello di una Ferrari, non parliamo di un'Alfa di oggi, la TZ era il simbolo estremo dell'Alfa Romeo nelle corse, è un'auto straordinaria. Quell'auto, per spiegare ai nostri ascoltatori qual era la tenacia di quegli uomini che avevano un carattere diverso, ovvero pur di correre sacrificavano qualunque cosa. Quell'autovettura è citata in diversi libri, tra cui in un famoso libro sui prototipi, perché a fine carriera, a scaduta omologazione, quelle auto non potevano correre, quindi credo il 71-72, se ben ricordo. No, non è che non potevano correre. Allora, vabbè, fammi la domanda, ti No. Fu trasformata in prototipo sì. per poter correre No, corse alla Targa Florio nel 72, certo. credo. No, ti spiego. Questa vettura era una vettura di categoria, diciamo, sport, diciamo, essenzialmente, all'inizio degli anni 60, durante gli anni 60. Poi alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, vennero fuori fra le sport, cioè, era una vettura sport, ma c'erano le Ferrari che erano berlinette, ma facevano parte della tipologia sport. Alla fine degli anni 70 iniziarono a essere costruite in Inghilterra le prime Chevron, no? E comunque le Lola, queste macchine che avevano questi telai in alluminio ed erano delle sport prototipi. Quindi mio padre si trovò a concorrere con queste vetture che appunto diventavano le sport prototipo. E praticamente con il peso, quindi anche la forma aerodinamica, insomma, quello che erano appunto le migliorie di queste vetture, non era possibile competere con loro. Allora mio padre, pur di non, come dire, nella sua grande, come dire, passione, pur di non poter perdere e volere comunque primeggiare nei confronti di questi prototipi, decise di fare questo atto di cannibalizzazione della vettura. La vettura era considerata, per chi non conosce la TZ, è una cosa essenziale. La vettura era un tubolare zagato, quindi una vettura che sotto alla carrozzeria aveva tanti piccoli tubicini. Sapete come quelle della Ducati 748, non so, quello che si vede esternamente dalla una Ducati 916, anche in quelle moderne. Questo telaio era praticamente tutta la vettura era costruita così, no? Quindi era semplice togliere la carrozzeria e agganciare su questa carrozzeria dei pezzi di alluminio praticamente, no? Quindi in questo modo la vettura si ridusse di peso, mi pare un 150, 160 kg. Però aveva le ruote grandi, aveva un'aerodinamica terribile, un aspetto anche un po' particolare. È da premiare la Ma volontà. considerate che era una vettura autocostruita, nessuno aveva fatto un progetto su quella vettura, no? Vi rendete conto la Fu fatta follia? anche velocemente, si dice. Sì, no, velocemente. Un inverno, io me lo ricordo, la carrozzeria TZ era appesa da Gerbino, che era colui che l'ha costruita insieme a mio padre. La carrozzeria originale era appesa. Poi fu rimessa, fu riportata, quest'auto è tuttora... No, questa auto io non voglio parlarne perché è giusto che per motivi di privacy non è giusto, però considerate che quando fu venduta la carrozzeria a parte, quindi vetture che girano ora comunque è stato, insomma, lasciamo perdere sul merito, mi astengo. Comunque, e quindi la vettura fu costruita, sì, però non aveva un progetto, capisci? Cioè non è che c'era
Considera che da Bonfornello alla targa, la macchina davanti, essendo così stata modificata, tendeva a decollare. Sì. Quindi se tu vedi le foto di questa prototipo, poi furono aggiunti 2 cunei, diciamo così, alla meno e peggio davanti, per evitare che decollasse, quindi con un rischio Aveva una portanza elevata a certa velocità. una deportante, non aveva Deportante. Sembrava come a Mercedes che è successo alle Mans, che è decollata. Esattamente, però quello per un problema diverso, perché diciamo avevano calcolato male. Qua non aveva calcolato niente nessuno. E comunque nei primi 3 giri della targa, mio padre se la vedette bene con Aristondelli, che era poi all'epoca uno degli importatori della Chevron, e venne a correre alla targa Florio con diciamo appunto le prime Chevron che si vedevano in giro. Dopo quell'esperienza mio padre chiaramente finì di correre, ma lui ha corso anche con TZ2 al Mugello, dove io sono stato, al Mugello stradale, attenzione. Il Mugello stradale era una brutta bestia, io l'ho anche percorsa con la 1000 miglia, perché ho fatto anche l'osservatore delle auto storiche, e la Futa non è una passeggiatina di salute. Prego. Allora, io devo interromperla perché il nostro tempo è finito, però essendo una puntata molto interessante, mi piacerebbe tornare nell'argomento che avevo Con molto piacere. Io la ringrazio per questo. Maurizio Giugno anche. Noi privatamente ci diamo del tuo, ma dobbiamo darci da lei per certo, motivi diciamo di appunto, opportunità. Allora ci ritroviamo il 29 di marzo, promesso? Sì, saltiamo benissimo, ma lo dite prima, io la puntata poi successiva, quindi la terza, sarà un onore parlare poi della carriera di Maurizio Giugno, anche se molto più breve rispetto a quello del padre, e comunque discuteremo del suo ruolo all'interno dell'ACI Sport come commissario nazionale e con tutta una serie di problematiche e comunque di tematiche a riguardo della sicurezza e delle corse oggi. Allora, grazie, vi ringrazio voi appassionati soprattutto di Alfa Romeo. Ecco, volevo dirvi solo una cosa, che mio padre, noi deteniamo ancora tutti i trofei dell'Alfa Romeo, che all'epoca l'Alfa Romeo la dava a chi vinceva le varie categorie, e inviavano tutti questi trofei fantastici in metallo, in vetro, ne abbiamo diversi, per testimoniare come anche all'epoca le case automobilistiche seguivano da vicino lo sport automobilistico. Benissimo, grazie a tutti, appuntamento al 29 di marzo con il nostro Maurizio. Noi invece ci ritroviamo il 22 di marzo alla solita ora, sempre qui su Radio Libertà. Grazie e the best, il meglio deve ancora venire. Buona giornata e buon weekend. Arrivederci. Avete ascoltato il garage dell'Alfista. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Questo sono io, tutta una vita per cercare di capire il finto inverno misto al quasi eterno sole, cercare di capire se poi alla fine è stato meglio rinunciare.